Nella sala monumentale della Biblioteca Lucchesiana si è svolto stamani il convegno sul tema intelligenza artificiale, aspetti medici ed etici, promosso dalla Biblioteca Lucchesiana, diretta da Don Angelo Chillura, dall'Ordine dei Medici di Agrigento, presieduto dal dottore Santo Pitruzzella e patrocinato dal Parco Archeologico. L'evento è stato moderato da Chiara Ippolito, giornalista dell'ufficio stampa della Conferenza Episcopale Siciliana, presenza l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, il direttore della Biblioteca Lucchesiana Don Angelo Collura, il presidente Santo Petruccella, il direttore del Parco Archeologico, il sindaco Miccichè, che hanno relazionato sul tema. L'intelligenza artificiale è la mostra sui testi di medicina della Biblioteca Lucchesiana, un convegno che mette insieme il passato e il presente. Il Lucchesi Palli vuole donare al popolo agrigentino questa raccolta preziosissima che comprende opere di filosofia, di teologia, di storia, diritto canonico e fra queste c'è una numerosa presenza, una corposa collezione di testi di medicina. Allora questo evento, organizzato dall'Ordine dei Medici, dalla Diocesi di Agrigento e dalla Biblioteca Lucchesiana, ha questa finalità, ecco, valorizzare il passato, valorizzare i volumi, i testi, le opere prodotte nel passato riguardanti la medicina, ma allo stesso tempo avere uno sguardo rivolto alle problematiche di oggi. E l'intelligenza artificiale è una novità che riguarderà il mondo dell'economia, della politica, riguarda il mondo della medicina. Il professore Pizzichini, che insegna teologia morale all'Accademia Alfonsiana, è uno degli esperti in campo nazionale, ci presenterà gli aspetti medici ed etici della intelligenza artificiale. Oggi è, a mio parere, un giorno estremamente significativo perché si apre una mostra di libri antichi di medicina del 400, 500, 600 e 700 che hanno costituito lo scibile per secoli e che una persona illuminata come Andrea Lucchesi Palli proprio aveva realizzato quasi un'utopia dentro la città di Agrigento per creare questa biblioteca che racchiudeva lo scibile umano del tempo. Oggi noi, con un lavoro che abbiamo fatto e che necessita sicuramente di ulteriori approfondimenti, apriamo questa mostra con i contenuti dei concetti medici che sono perennemente attuali. Oggi siamo in questa splendida biblioteca lucchesiana per parlare di un tema molto importante, l'intelligenza artificiale, ma anche per fare una disamina di tutti i testi di medicina che ci sono in questa biblioteca. E devo ringraziare chi non c'è più, Antonio Patti, il mio collega, che qualche anno fa mi ha proposto questo incontro qui alla biblioteca e abbiamo cominciato ad organizzarlo. Purtroppo l'anno scorso lui è andato via, quindi noi abbiamo voluto a tutti i costi, anche in sua memoria, fare questo incontro. Questo argomento, questo tema ci coglie di sorpresa in maniera globale e ci porta a una trasformazione dell'intelligenza artificiale. C'è l'uomo che va verso la macchina e la macchina che va verso l'uomo. È un argomento certamente importante e attualissimo, ma che si lega alla storia di questa biblioteca che io conosco molto bene e che diciamo ho sempre definito il mio luogo del cuore. Oggi attraverso questo immenso patrimonio di Andrea Lucchesi Palli, che volle dare alla comunità agrigentina tutta, andremo alla scoperta di una porzione di quel patrimonio che riguarda la sezione di carattere scientifico e soprattutto le edizioni e quindi anche gli esemplari antichi che riguardano i testi di medicina, che sono numerosissimi, di cui parleremo
grazie a questo interessante convegno che l'istituzione in collaborazione con l'Ordine dei Medici della provincia di Agrigento ha organizzato e che potremo ammirare anche attraverso la mostra bibliografica e l'esposizione che sarà tra l'altro anche a disposizione della collettività fino al 9 maggio.